Si dice: ho seguito un dibattito politico e non ho capito nulla. L'esempio di Ballarò di ieri sera ne è la prova provata. I fatti non contano o contano poco e spesso vengono piegati a sostegno delle proprie tesi. Così assistiamo a queste discussioni e ci dividiamo. Chi è di destra sta con i propri rappresentanti, chi a sinistra sostiene le tesi dei rappresentanti ovviamente di sinistra. Ora noi sappiamo che un fatto è un fatto, non è un'opinione. Questa è una penna, non è una bicicletta e questo è un fatto inconfutabile. Mentre se è bella, brutta o buona, quella è un'opinione, ovviamente le opinioni sono tutte accettate. Ho fatto questa premessa per entrare nell'argomento di questa sera. Ho qui davanti a me 3 Messaggero Veneto, sono di mercoledì 3 settembre, giovedì 4 settembre e venerdì 5 settembre 2008. L'argomento è le infrastrutture nella provincia di Pordenone. Tutto ha inizio con una conferenza stampa tenuta nella sede regionale di Pordenone dal vicepresidente della giunta regionale Luca Ciriani, in cui erano presenti anche gli assessori regionali De Anna e Riccardi. Il titolo del Messaggero Veneto di mercoledì è molto chiaro. Dice: strade, mancano oltre 130 milioni. Allora, dice il vicepresidente Luca Ciriani, dall'accordo di programma da 240 milioni di euro, sottoscritto da Riccardo Illy ed Elio De Anna quando era ancora presidente della provincia di Pordenone, mancano i fondi promessi. Poi continua dicendo: con il trasferimento di una parte della rete stradale dallo Stato alla Regione, invece sono di fatto da ricontrattare tutti i finanziamenti per la messa in sicurezza della ponte urbana nel tratto pordenonese tra l'incrocio di via Montereale e via Maestra. Cioè sta dicendo che tutto quello che ha fatto il centro-sinistra con Illy, mancano 130 milioni. Il giorno dopo c'è la risposta di Sonego, che è l'assessore competente della giunta Illy, il quale risponde in questo modo: il centrodestra non sa di cosa sta parlando e i due assessori Permaflex dormono profondamente, amministratori incompetenti che non conoscono i fatti e le delibere. Continua: non è vero che i fondi vanno ricontrattati con ANAS e lo Stato perché quelle strade sono passate in gestione alla Regione. In realtà quelle opere sono state già da me contrattate con il Ministero l'8 marzo 2007 alle 17 nella stanza 95 del piano 6 della sede romana di via Nomentana. Cioè è stato precisissimo. E chiude: già oggi gli amministratori regionali possono firmare il decreto di spesa. Altro che soldi sulla carta, si tratta di fondi stanziati con tutte le regole del caso, sempre Sonego, l'ex assessore ai trasporti e alla viabilità. Agli assessori Permaflex, De Anna e Ciriani e a tondo chiedo solo di non fare nulla perché in questo modo tutte le opere verranno realizzate, cioè esattamente l'opposto di quello che ha detto Ciriani. Il giorno dopo, venerdì, Ciriani risponde: mi aspetto che Ciriani dica, le ha dato dell'addormentato, dell'incompetente, immaginavo che Ciriani dicesse non permetterti queste cose perché la verità è questa e questa. Invece Ciriani dice: sulla qualità e quantità dei risultati garantiti alla provincia di Pordenone dalla giunta Illy e dei suoi assessori si sono già espressi inequivocabilmente gli elettori il 14 aprile. Purtroppo Sonego l'insuccesso a Sonego gli ha dato la testa. Rispetto alla nostra puntuale risposta, commenta sempre Ciriani, reagisce aggiungendo la solita arroganza, dichiarazione al limite dell'insulto. Mi sembra che più insulto di così faccia pure: su questa strada non lo seguirò, temo per lui che i cittadini non lo rimpiangeranno. Allora a questo punto viene da dire: ebbene, chi ha detto la verità e chi ha invece mentito? Certo, la non risposta che Luca Ciriani ha dato alle colorate e circostanziate repliche dell'assessore Sonego aiutano a capire. Se qualcuno mi desse dell'incompetente o dell'addormentato, io reagirei con fermezza, quasi con violenza. Ciriani invece non ha reagito, forse si sente al di sopra di queste querelle, per cui lui forse non sono solo miserie umane, oppure non ha argomenti per confutare la tesi, i fatti di Sonego. Chissà.
Io invece pretendo che questa storia si chiarisca, se ci sono i soldi o non ci sono. Come dice Beppe Grillo, Ciriani e compagni sono nostri dipendenti perché sono stipendiati con i soldi delle nostre tasse. Per cui voglio sapere la verità, vogliamo conoscere chi ha detto la verità e chi invece ha mentito in questo caso. Se questi chiarimenti non arriveranno, siamo autorizzati a pensare che questi politici sono degli imbroglioni e meritano tutto il disprezzo dei cittadini per bene. Arrivederci a mercoledì prossimo.